grazie a tutti della presenza. Allora, io sono segretario generale di un sindacato di polizia penitenziaria che si chiama SPP. Ho iniziato da 12 giorni, io lo definisco un percorso di sensibilizzazione del mondo della politica sulla tematica della giustizia, in particolare su questo tema di cui si parla molto oggi, dell'indulto e dell'amnistia. Non farò molti giri di parole. Io sono assolutamente contro l'indulto e l'amnistia perché ritengo che siano stati un male per la giustizia. Oggi si parla di sovraffollamento. Il sovraffollamento non è null'altro che la parte terminale di una giustizia che secondo me è malata. Abbiamo 178.000 prescrizioni l'anno, 9 milioni e mezzo di processi penali, grazie a Dio, e evidentemente io ritengo che oggi servano queste famose riforme strutturali che tutto il mondo della politica da 10 anni, io faccio attività sindacale da 15, non mi ricordo un politico che non mi abbia dato ragione, se no per il fatto che dopo si è fatto l'esatto contrario, anzi le leggi che sono state fatte sicuramente non vanno a depenalizzare, ma vanno a sovraccaricare un sistema secondo me che era carico. Oggi secondo me è il momento migliore anche per una situazione politica, è il momento migliore per cercare di adoperarsi per mettere in campo una serie di riforme strutturali, prime fra tutte le depenalizzazioni, poi passando attraverso una serie di corsi di misure alternative. In tutto questo io ricordo pure le condizioni della polizia penitenziaria, dei dati che sono agghiaccianti. 110 poliziotti suicidati negli ultimi anni, dal 2000 a oggi, 7 solo dall'inizio dell'anno. Abbiamo una situazione economica che è drammatica, abbiamo il contratto bloccato, gli assegni di funzione, e paradossalmente oggi prendiamo 30 euro in meno di quando prendevamo 3 anni fa. E questo io penso che il mondo della politica bene fa se interviene finalmente con interventi che vadano in tal senso. Bene farebbe a non intervenire se ci troviamo di fronte nuovamente a Bossi-Fini e altre leggi che vanno a sovraccaricare il sistema. Io inizio oggi, ma come l'altra volta inizierò un lungo percorso di sensibilizzazione appunto attraverso l'incontro con figure del mondo della politica per cercare di far valere le nostre ragioni e soprattutto per cercare di far prestare maggiore attenzione al mondo della polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine. Io ringrazio molto Di Pietro della vicinanza, che non è una vicinanza di oggi, devo ammettere, perché sono anni che in tutte le battaglie che abbiamo fatto ci essendo stato vicino. Io colgo l'occasione per ringraziare lui, per ringraziare anche gli esponenti del PD che in molte occasioni abbiamo trovato modo di condividere iniziative. Nell'ultimo periodo magari un po' di meno. Questa è la mia idea e io spero vivamente che si inizi a lavorare in tal senso. Perfetto. Io ringrazio partecipo a questa iniziativa e questa conferenza stampa con piacere, perché appunto il tema di particolare attualità. Mi ha chiesto il capogruppo della Commissione di Giustizia, del quale io faccio parte, il Partito Democratico, il capogruppo Verini, di scusarsi della sua assenza e mi ha pregato di essere presente oggi e ritengo che alle parole abbastanza chiare che sono state pronunciate qua debbano essere date una posizione altrettanto chiara, ma mi pare che il Partito Democratico l'abbia detto con in più riprese.
messaggio del Presidente della Repubblica è un messaggio che va letto dall'inizio alla fine, è un messaggio di alto profilo, è un messaggio che pone al centro il tema della sentenza Torreggiani e soprattutto le condizioni in cui le carceri versano i soldati detenuti si trovano. È una situazione che, come la sentenza Torreggiani mette in drammatica evidenza, mette in risalto una condizione tremenda, non certamente degna di un paese civile e normale come dovrebbe essere il nostro paese. Ciò posto, il Presidente della Repubblica non mette all'inizio del suo messaggio l'indulto e l'amnistia, anzi pone con grande forza e con chiarezza che prima di ogni altra cosa bisogna porre attenzione a quelle misure strutturali e ordinarie che sono fondamentali per poter risolvere in maniera duratura il problema in cui versano le situazioni delle carceri italiane. Non è perché lo dica io, perché lo dica il Partito Democratico. L'amnistia e l'indulto anche in passato non hanno risolto questo problema, perché quando si è stato applicato l'amnistia e l'indulto senza fare seguito o senza che la misura sia stata preceduta da misure strutturali, noi abbiamo visto che nel giro di pochi anni la situazione è stata esattamente la stessa, se non addirittura peggiore rispetto a quella da cui era stata a partire nel momento in cui l'amnistia e l'indulto sono stati emanati. E allora noi cosa diciamo? Diciamo che dobbiamo partire dalle misure ordinarie e normali e strutturali. Alla Camera dei Deputati sono già stati approvati dei disegni di legge, dei decreti che affrontano questo tema, sono in fase di esame al Senato. Ebbene, io credo che il Senato faccia velocemente ad affrontare questi temi: detenzione domiciliare, messa alla prova, arresti domiciliari, riforma della custodia cautelare. Anche questo è un tema che stiamo esaminando oggi, in questi giorni abbiamo fatto le audizioni proprio oggi in Commissione Giustizia su questo tema. Ebbene, queste misure potrebbero comunque affrontarle in maniera sostanziale, perché i dati che ci ha fornito il Ministro, che abbiamo immediatamente audito sul tema del messaggio del Presidente della Repubblica, pongono in rilievo che l'amnistia e l'indulto, se approvati acriticamente senza farlo precedere o comunque da un esame attento, potrebbero essere anche per certi versi non definitivi e non esaustivi, perché abbiamo un dato dove quasi il 40% è in custodia cautelare e quindi e poi c'è tutto un dato relativo alla tipologia dei reati che sono nelle carceri italiane e che quindi si deve fare particolare attenzione ad un indulto indiscriminato e non selezionato rispetto ai temi e ai reati che sono ovviamente puniti. Io credo che, detto questo, esiste anche un problema di tipo etico. Io credo che l'amnistia e l'indulto sia un po' una sconfitta sotto il profilo etico. C'è chi dice, insomma, cosa andiamo a dire poi ai nostri figli quando diamo un messaggio dei valori, dei criteri di rispetto delle regole della comunità. È chiaro che se questo è visto come come la sintesi del sistema e come a chiusura del sistema potrà essere valutata con grande attenzione, se serve, perché io dico prima si parte dalle misure strutturali, ordinarie, e dopo, se queste non fossero sufficienti e fossero ancora necessarie una misura estrema, la valuteremo nel momento in cui avremo fatto il punto della situazione. Credo che però prima si debba partire da questo e poi si debba vedere l'ultima fase. Io credo che anche la strumentalità e anche la discussione copra Berlusconi, io credo che sia l'ultimo dei nostri problemi. Questa è una cosa che non deve essere al centro della questione. Oggi al centro della questione ci sono le condizioni dei detenuti, c'è la questione delle carceri, ci sono le condizioni di coloro che nelle carceri ci lavorano. Questo problema deve essere oggettivamente risolto, ma risolto in maniera definitiva, non in maniera temporanea. La discussione che abbiamo fatto in Parlamento ha visto anche momenti accesi, perché sulla detenzione domiciliare abbiamo delle cose chiare. Mi pare che non tutti la pensassero così, nonostante che poi il provvedimento ha avuto un'approvazione. Riteniamo che non tutti devono andare in carcere, ci sono molte situazioni che possono essere
essere trattate o a domicilio o che possono essere trattate nelle comunità. Noi abbiamo un contenuto di presenza di detenuti per motivi connessi con lo spaccio, con la droga, che probabilmente troverebbero un migliore trattamento anche ai fini di evitare una possibile recidiva nelle comunità. E allora questo sistema, visto nella sua totalità, potrebbe profondamente modificare il numero dei detenuti. E allora, quando avremo fatto questa verifica, il Ministero ci ha dato la massima disponibilità a fare questo approfondimento, potremo allora affrontare tutti i temi che sono sul tappeto con la ragionevolezza che in questo sistema, in questo problema richiede. Il problema delle carceri italiane sia sotto gli occhi di tutti, non vi è dubbio. L'intervento ultimo oggi del Papa intervenendo sulla situazione delle carceri italiane la dice lunga, che il Presidente della Repubblica prima aveva evidenziato. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo da sempre detto con chiarezza, all'interno del Parlamento, fuori dal Parlamento, no all'amnistia in indulto, no all'amnistia in indulto perché, come ti diceva chi mi ha preceduto, non è la soluzione del problema, è affrontare un'emergenza. E noi credo che non possiamo vivere da non passare da un'emergenza all'altra senza affrontare il problema, perché ci ritroviamo, dopo l'ultima amnistia, ci ritroviamo oggi nella stessa situazione di prima, forse anche peggiorata. Allora credo che bisogna occuparsi immediatamente del sovraffollamento, così come delle condizioni lavorative di chi opera all'interno delle carceri, la polizia penitenziaria. Non è tollerabile in un paese civile che la polizia penitenziaria sia sotto organico di oltre 5.000 unità. Non è tollerabile in un paese civile che la polizia penitenziaria non abbia i mezzi per poter operare, tanto mettere in discussione la partecipazione anche alle udienze, perché materialmente non ci sono gli strumenti. La proporzione prevista, che conferma, è quella di normalmente 2 agenti penitenziari ogni 30 detenuti. Oggi ci troviamo in situazioni dove ci sono un solo agente per 60 detenuti, mettendo a rischio l'incolumità complessiva di chi opera e anche di chi rimane detenuto. Questi sono i problemi da affrontare e credo che vadano affrontati immediatamente. Qualcuno dirà non ci sono i soldi per fare le assunzioni, non ci sono i soldi per i mezzi. Noi dell'Italia dei Valori diciamo che i soldi ci sono, li abbiamo anche trovati, li abbiamo messi a disposizione di chi una volta per tutte vuole operare. Depositati presso il Fondo Unico Giustizia, FUG, che quindi è a disposizione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Grazia e Giustizia, ci sono 700 milioni di euro di titoli di Stato confiscati alla mafia. Parlo di titoli di Stato confiscati alla mafia. Quei fondi, i titoli possono essere immediatamente venduti e sono certo che con 800 milioni di euro hai voglia non solo a garantire adesso anche a ristrutturare le carceri italiane, e quindi credo che su questo bisogna intervenire, perché se no vorremmo noi dell'Italia dei Valori sapere per quale motivo questi titoli di Stato confiscati alla mafia non vengono venduti, quali sono le motivazioni che ostano alla vendita di questi per l'utilizzo per finalità come queste. La seconda questione riguarda anche, sempre per affrontare il problema, riguarda la depenalizzazione di alcuni reati che non hanno un grande impatto sociale. Diceva anche il rappresentante del Partito Democratico, e ci sono alcuni reati, il piccolo spaccio. C'è la legge Bossi-Fini e di oggi l'Europa ha approvato una risoluzione all'unanimità chiedendo all'Italia di modificare la legge Bossi-Fini. Anche quello, ci sono le carceri piene anche di chi oggi commette il reato per il fatto stesso di essere immigrato. Noi riteniamo che la Bossi-Fini vada modificata, ma soprattutto all'interno delle carceri queste persone non debbano stare, non debbano avere garantita una migliore vita. Altra soluzione, oltre alla depenalizzazione di determinati reati, non certo quelli di natura fiscale, su quali bisogna essere non rigorosi di più, perché alla fine poi avvantaggi soltanto magari il titolo del fisco e danneggi il povero diavolo che alla fine si ritrova in casa. No, di questo sicuramente non sono mai stato. L'altra questione potrebbe essere non all'amnistia in indulto, ma estendere quelli che sono i benefici della buona condotta, perché noi qui applichi l'indulto. L'indulto lo applica a tutti, a chi si comporta bene e a chi si comporta male. Creiamo una premialità, al contrario. Chi si comporta bene in carcere e quindi ha diritto ad avere una diminuzione della pena, ecco, a quelli ampliarla, facendo in modo che chi si è già rimesso in carreggiata
può essere reinserito nella società, e al contrario chi invece non ha nessuna intenzione di farlo perché debba avere un premio non si capisce. Abbiamo parlato di soluzioni del problema e non di affrontare l'emergenza. Crediamo che in questo momento la cosa fondamentale sia quella di affrontare seriamente il problema. Purtroppo, lo dico con dispiacere, qualcuno parla oggi di un governo a larghe intese. La sensazione che si ha è quella di un governo dei lunghi cocktail, non delle larghe intese. Ultima fra tutte l'avventura alla Commissione antimafia a dimostrare che anche su tematiche di questo tipo, che non hanno alcun colore politico, perché in uno Stato civile l'antimafia è antimafia, non è né di destra né di sinistra. L'antimafia è la lotta alla mafia e deve rappresentare l'antimafia chi ha dimostrato prima e farà dopo una seria lotta anche nella vita di tutti i giorni. Bene, e anche in questo caso c'è una contestazione, una dimostrazione che purtroppo abbiamo un governo che in questo momento non è in grado di affrontare i problemi come questi. Io mi auguro che possa affrontarli, perché sempre di più i problemi incidono sulla vita e sulla pelle delle persone, e in questo caso sulla pelle di chi è detenuto, ma anche sulla pelle di chi lavora per fare in modo che le carceri italiane possano essere un luogo di vita accettabile nel rispetto dei diritti umani. Innanzitutto l'onorevole Bonfanti non è arrivato ancora, no? Buona fede, scusami. Vabbè, non è arrivato perché mi interessava. Allora, chiudo io l'intervento di questa conferenza stampa con qualche, diciamo così, colore politico, cioè qualche impegno e messaggio politico che vogliamo dare. Una prima cosa, a me interessa dire in modo chiaro, abbiamo voluto questo incontro con l'opinione pubblica attraverso la stampa per rendere onore e omaggio all'altra metà della disperazione carceraria. Coloro cioè che in carcere fanno il loro dovere assistendo tutti i giorni e garantendo che coloro che stanno in carcere, anche in condizioni a cui le istituzioni non gli danno condizioni sufficienti, garantendo comunque di poter vivere e di poter alla società essere tranquilla, perché ci sono gli agenti di polizia penitenziaria. Perché con le carceri così ridotte in Italia non è che soffrono solo i detenuti, soffrono anche gli agenti penitenziari, di cui nessuno ne parla. Quando si parla delle disperazioni carcerarie si parla sempre, e giustamente perché c'è una disperazione, di coloro che sono in stato di detenzione. Ma l'altra faccia della medaglia è questa, e siccome io l'ho vissuta, questa esperienza, quando ero magistrato, e vedevo questi turni che si raddoppiavano, triplicavano, quadriplicavano, e poi vedevo anche tante volte che anche il pasto raffreddato ne facevano a meno per darlo a quelli che stavano a fianco, che era un detenuto. Io ho voluto rendere omaggio, sia sul piano personale che come partito politico, agli agenti della polizia penitenziaria. Fatto questa premessa, perché siamo qui? Siamo qui perché riteniamo che il tema indulto dell'amnistia ancora una volta sia un tema che venga usato ed abusato in un momento sbagliato. Devo però fare un'altra premessa. Io sono tra quelli che da subito mi sono posto il problema, ma detto in Di Pietrese, perché il Capo dello Stato tira fuori l'indulto e l'amnistia? E ci ho riflettuto tutta la notte, andate a vedere le mie dichiarazioni della sera, della mattina successiva, troverete in modo forte e chiaro che mi sono convinto allora e sono convinto ora che non sia giusto strumentalizzare la giusta preoccupazione del Capo dello Stato rispetto a un problema grande come l'indulto e l'amnistia. E quando intendo strumentalizzare intendo dire che non credo affatto che il Capo dello Stato ha lanciato l'indulto e l'amnistia per un voto di scambio con Berlusconi, tanto per chiarirci. Ed è un'affermazione politica che faccio assumendomene le responsabilità. Detto questo però, proprio perché rendo omaggio a una preoccupazione nobile del Capo dello Stato
che si preoccupa di migliaia di cittadini che stanno in condizioni disperate e disumane nelle carceri, ritengo che la soluzione che viene proposta sia una soluzione errata e come tale criticabile, senza dover offendere nessuno, sia con riferimento all'emergenza sia con riferimento alla soluzione strutturale. Perché per quanto riguarda l'emergenza, lo stesso effetto, come ci è stato detto da tutti quelli che ci hanno preceduto, a cominciare dal collega del PD, lo stesso effetto, anche maggiore, lo si può ottenere intervenendo da subito, ad horas, con una legge di depenalizzazione importante, con una rivisitazione dell'istituto della recidiva, con un intervento ben chiaro sulla riforma della carcerazione preventiva e soprattutto con riferimento, che poi è la maggioranza dei casi che si possono risolvere, con riferimento alla possibilità di una detenzione alternativa non in carcere per tutto ciò che riguarda la detenzione di droghe leggere, di sostanze stupefacenti leggere. Quindi, come vedete, quei 18-20.000 posti che servono in immediatezza lo si possono risolvere. Anche prima lo si può risolvere di un'amnistia indulti che comunque impone una maggioranza di 2/3. Queste invece sono leggi che si possono fare nell'immediatezza. Anzi, ed ecco perché avevo chiesto se c'era anche il collega del Movimento 5 Stelle, mi pare che da un po' di tempo, al di là di quel che si dice maggioranza di larghe intese, di intese non c'è sta niente, né larghe né strette. E quindi tanto vale cominciare a marciare di intese con i cittadini, con l'opinione pubblica, con i bisogni reali dei cittadini. È stato fatto ieri una larga intesa importante, quella di aver messo in funzione la Commissione antimafia. Non l'abbiamo fatto con quelli delle larghe intese. E vabbè, intanto abbiamo trovato una maggioranza. Ecco perché io ritengo che in questo momento l'emergenza che nobilmente richiama il Presidente Napolitano, con tutto il rispetto verso la sua persona, non può e non deve essere risolto con l'amnistia e con l'indulto, che sarebbe un senso di sconfitta dello Stato e un incitamento ancora a continuare a delinquere, perché anche quando è stato fatto l'ultimo amnistia e indulto di Mastella si è detto che era l'ultimo, è sempre l'ultimo, ma non è mai l'ultimo. Ma anche in via strutturale. In via strutturale bisogna far funzionare la giustizia, non c'è niente da fare. Se ci sono 9 milioni e mezzo di procedimenti in corso, vuol dire che ci sono un sacco di procedimenti, circa 200.000 all'anno, che finiscono in prescrizione. Allora facciamo finire in prescrizione quelli che non servono, quelli che servono. Non facciamo finire in prescrizione le frodi fiscali. Facciamo finire in non reato quel che non c'è bisogno di fare finire il reato, a cominciare dalla depenalizzazione. Credo che questo sia un messaggio molto importante per ridurre il carico di lavoro, perché non c'è da fare, bisogna ridurre il carico di lavoro da una parte, e ridurre il carico di lavoro vuol dire che tutti quei cosiddetti reati che non sono all'allarme sociale, che possono essere risolti con sanzioni diverse dalla sanzione penale, bisogna avere il coraggio di affrontarli, in questo modo, per l'amore di Dio. Io non ho nulla contro la previsione della sanzione penale per il reato di diffamazione, sono uno che crede più diffamato di me, non ce ne sta nessuno. Ne ho già vinte 300 e passa di cause, ne ho altre 350 in corso. Ma a me interessa ristabilire la verità, non che il giornalista vada in galera. Questo è il principio. Ristabiliamo la verità, ma mandare in galera il giornalista non ha consenso, neanche se poi non ci va. Quindi questo è uno dei tanti reati che serve per allargare. Per esempio, non so, voi tutti sapete che poche ore fa c'erano i rappresentanti di circa 3.500 giovani laureati che stanno lavorando nelle cancellerie, nelle segreterie, nelle procure, dei tribunali, che dopo aver fatto 3 anni di tirocinio per imparare il mestiere, alla scadenza del terzo anno mandano a casa perché ne devono assumere altre 3.000 per imparare il mestiere. Ma fare il cancelliere, fare il segretario, capire come funziona un fascicolo penale, non è mica come lavare un piatto che ci ha mangiato la pasta asciutta. Cioè abbiamo fatto tanto, abbiamo speso tanto per rendere capaci e competenti persone che possono aiutare. Fra 15 giorni 3.500 persone non saranno più presenti dentro gli uffici giudiziari. Per l'amore di Dio, aiuterà a far quadrare i conti, ma il paziente muore. Il paziente di giustizia muore, perché non ci sarà più neanche chi scriverà le notizie di reato nei registri indagati. Questo è il dato di fatto. Quindi noi, e concludo, oggi perché
voluto ripresentare qui, perché riteniamo che da subito dobbiamo cominciare a ragionare tra quelle forze politiche, tra quei rappresentanti della società civile, tra quei portatori di interessi collettivi che la pensano allo stesso modo e cercare di operare andando oltre quel che è l'attuale falsa larga intesa e ricostruire delle alleanze costruttive all'insegna del programma, perché siamo convinti che dobbiamo innanzitutto fare il possibile affinché il semestre europeo resti in mano di presidenza italiana, e su questo io, che pure vorrei andare alle elezioni domani mattina, vorrei lasciare tranquillo il mio governo affinché questi 6 mesi possa fare qualcosa per il mio Paese all'insegna di una credibilità in Europa. In secondo luogo vorrei utilizzare questi 6 mesi per fare una nuova legge elettorale, e noi dell'Italia dei Valori siamo dell'idea che la nuova legge elettorale deve essere di tipo bipolare, di tipo maggioritario, possibilmente con doppio turno di collegio, affinché siano i cittadini a scegliere se col 51% direttamente chi mandare a casa e chi mandare in Parlamento, se non hanno il 51% nessuno, quantomeno in un sistema di ballottaggio 15 giorni dopo per vedere chi scegliere, ma scegliere la persona piuttosto che i simboli, perché io ci sono passato sopra, i cittadini hanno scelto a volte i simboli, i tali valori, che sono trovati i razzici di turno. Quindi vorrei che i cittadini mi aiutassero a sbagliare meno. Basta. Mi consentite una battuta, poi lascio ovviamente le conclusioni ancora Pietro qui. Una precisazione per chiarire. Noi come Commissione Giustizia, e lo dico non a titolo personale, a titolo del Partito Democratico, che a questa conferenza stampa è un invitato, quindi non è che sono qua per fare la conferenza stampa, ecco, sono seduto qua perché cortesemente mi ha chiesto di sedermi in questa posizione, li ringrazio. Io come Commissione Giustizia, nella sua interezza, stiamo approfondendo questi temi del quale ho parlato, sul tema quindi popolazione carceraria, tipologia della popolazione carceraria, determinazione dei reati che sono ovviamente interessanti dalle detenzioni nelle carceri, e quindi anche di possibili effetti deflattivi o di misure che sono all'esame, ivi comprese quelle dell'amnistia dell'indulto. Ribadisco il concetto che l'amnistia dell'indulto, così come è stata proposta dal Presidente della Repubblica, non è vista come la lettura della priorità, ma è una eventualità straordinaria. In questo senso noi ci riconosciamo ovviamente come Partito Democratico, fermo restando che noi riteniamo che questa, se dovesse essere, è comunque un'estrema ratio e comunque un qualcosa certamente di non esaltare. Devo anche precisare peraltro che il Parlamento, non il Partito Democratico, con una maggioranza più estesa, ha approvato leggi importanti che vanno nel senso del messaggio del Presidente della Repubblica, quindi col concorso di altre forze politiche che oggi partecipano a questa maggioranza, e quindi che per la detenzione domiciliare, per l'affidamento alla prova e per anche quelle misure che sono all'esame e oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Quindi noi riteniamo e siamo fiduciosi che il Senato possa prevedere immediatamente una approvazione, poi vedremo i tempi che ci avranno. Sotto questo profilo credo che il messaggio vada raccolto perché è un tema importante e noi come Partito Democratico ovviamente siamo impegnati su questo tema. Quindi dire no all'amnistia secondo me sarebbe, così come sarebbe dire sbagliato dire va bene, così come è sbagliato dire non va bene. Credo che vada approfondita, ben sapendo che le misure che in via ordinaria il Presidente della Repubblica ha messo nel suo messaggio sono quelle che preordinatamente e principalmente devono essere battute. Credo che possano essere addirittura risolutive e rendere quasi inutile un ricorso all'amnistia e all'indulto. Ma le carceri non sono piene a causa della Bossi-Fini. Invece di fare tutte queste parole, perché no, il Partito Democratico non prende l'iniziativa ufficiale di abolire la Bossi-Fini? Ma guardi, io ricevo questa domanda, è una cosa che ovviamente le commissioni stanno esaminando, ci sono proposte di legge all'esame delle commissioni stesse. Devo però precisare che il problema delle carceri non è solamente la Bossi-Fini, perché la relazione del Ministro di Grazia e Giustizia, che è stata consegnata alla Commissione e che si è relazionato, dice anche cose diverse, dice che ci sono
moltissimi reati che sono contro il patrimonio, ci sono una quantità importante, quasi il 40% di misure cautelari, custodia cautelare, ci sono una fetta importantissima di reati connessi con lo spazio degli stupefacenti, e quindi non è. Se è vero che questo è un tema al quale noi siamo ovviamente prestiamo grande attenzione, ma non possiamo ridurre che il problema delle carceri sia solamente la Bossi-Fini. Sarebbe sbagliato dire che questo problema non esiste, ma io credo che sia anche sbagliato dire che questo è l'unico problema delle carceri italiane. 16.000 sono in carcere per reato Bossi-Fini. Almeno leggete. Le regole sono. Questo è quello che dicono, sono cose anche diverse, cioè voglio dire, non è che siano solamente 16.000 su 65.000. Voglio dire, 65.000 è una bella fetta, così come le dico sono anche una bella fetta 40.000 in custodia cautelare, cioè voglio dire, quindi insomma sono. Se le carceri possono tenere al massimo 46.000, se poi ci perdete altre 16.000 sono 24.000 in custodia cautelare e 38.000 definite. Questi sono i dati. 12.000 in primo grado, 6.000 in accesso, 12.000 55 in primo grado e 4.387 in entrambi i gradi di giudizio. Quindi questi sono. Io vi dico questo perché all'amnistia non ce la rivedrete mai. Quindi, non è un problema, ci arriveremo o non ci arriveremo. Io veramente cose diverse, però dico, i dati dicono che sono 9.000 per rapina, ci sono 23.000 ristrette il secondo reato di rapina, 23.000 per reato di spaccio stupefacenti, 9.000 per estorsione, 4.000 per estorsione, violenza sessuale 2.755, il reato. Voglio dire, ridurre il problema esclusivamente alla Bossi-Fini, secondo me è un problema, è una soluzione che semplifica il ragionamento. Esiste questo problema che